Vicepresidente Bolzonello, primo congresso mondiale delle barbattelle a Rauscedo, che è la patria di questa produzione di eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Da qui è partito un messaggio importante verso l'Expo 2015. Questo è un convegno straordinario, ovviamente molto tecnico, per cui non pubblicizzato al grande pubblico, ma in questo momento in sala ci sono oltre 300 operatori che arrivano da tutto il mondo, che hanno a cuore le sorti del vivaismo della viticoltura. Quindi noi abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Rauscedo, abbiamo proprio il centro mondiale della produzione. Oltre 30 milioni di barbattelle ogni anno escono, vanno per il mondo appunto, e sono i nuovi vigneti che nascono nelle varie nazioni. Questo convegno è un convegno molto tecnico, parla dell'apparato del radicale per quanto riguarda le vigne, e sappiamo quanto importante sia oggi essere competitivi con prodotti di qualità e quindi con radici di qualità, possiamo usare proprio questo termine. Questo convegno sta dando la dimensione delle difficoltà oggi di fare agricoltura e fare viticoltura in particolare, e nello stesso tempo sta facendo capire anche quanto sia necessaria l'innovazione, la ricerca in materie come questa, che sembra quasi impossibile, no? Invece la ricerca è fondamentale proprio per mantenere qualità e poter anche impiantare vitigni in luoghi dove alcuni anni fa, alcuni decenni fa, sembrava impossibile poter far vino, impiantare vigne. Il Friuli Venezia Giulia sarà presente all'Expo di Milano 2015 con l'intera filiera agricola che partirà. Sì, l'ho detto proprio qui, l'ho annunciato, noi abbiamo scelto come tema da proporre all'Expo all'interno del tutto il sistema cibo, ovviamente la filiera vitivinicola, quindi partirà proprio da Rauscedo, dalle barbattelle, dalle radici, per arrivare ai distillati, ai grandi distillati, penso Nonnino, ma insomma ne abbiamo molti, e attraversando tutte le nostre DOC, tutto il nostro vino, e innestando tutti gli altri prodotti, dalle nostre eccellenze, dal San Daniele al Montasio, alle piccole produzioni, dal figo moro di Caneva all'aglio di Resia, alla cipolla di Cavasso, potrei continuare, insomma, i vari nostri formaggi di montagna, quindi malghivi, insomma una straordinaria cavalcata attraverso l'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia.